Al via domani la 3 giorni dedicata alla prevenzione cardiovascolare, lei con il reparto e tutto il suo staff che dirige ad Agrigento. Dico, non ci si stanca mai di parlare di prevenzione cardiovascolare perché rappresenta un momento importantissimo nella gestione delle malattie cardiovascolari, anche perché i fattori di rischio rappresentano essi stessi la causa dell'incidenza di infarto miocardico e di ictus cerebrale, che sono il big killer di questo secolo. Basti pensare che nel mondo muoiono ogni anno 18 milioni di pazienti a causa delle malattie cardiovascolari. In Italia il 44% delle morti totali è dovuto appunto alle malattie cardiovascolari. Dicevo, l'infarto e l'ictus, che rappresentano sicuramente le malattie più temibili della condizione aterosclerotica, quindi rappresentata anche di altre situazioni cliniche, e quindi gestire e eliminare i fattori di rischio cardiovascolare comporta sicuramente una riduzione dell'incidenza di queste malattie. Fattivamente cosa allestirete domani negli stand, nei gazebo? La gente che tipo di servizi riceverà, dottore? Domani ci saranno a disposizione della popolazione 4 stand, in ogni stand ci sarà un medico e un infermiere, le persone saranno sottoposte ad elettrocardiogramma e visita, un prelevo per il colesterolo e la glicemia, e poi si stilerà una carta di rischio cardiovascolare. Significa che per ogni soggetto siamo in grado di predire se quel soggetto andrà incontro a un evento cardiovascolare futuro, cioè i soggetti potranno essere divisi in soggetti a basso rischio, a medio rischio e ad alto rischio. Significa ad alto rischio che la percentuale soggetti che possono andare incontro a un evento fatale è oltre il 10%.